Buongiorno, buongiorno a tutti. Da Piancastagnaio sono con Maria, ufficio turistico della Proloco di Piancastagnaio. E questo collegamento perché so che da domani inizia concretamente una serie di attività. L'ufficio turistico è aperto all'incirca da metà giugno. Se vuoi iniziare un po' a presentare qual è il vostro ruolo, te e di Francesca, se ricordo bene, siete voi due Esatto. che aprite l'ufficio, insomma, raccontaci un po' l'orario di apertura e quello che fate. Dunque, l'ufficio turistico qui a Piancastagnaio è aperto appunto a metà giugno perché abbiamo creduto che nonostante la situazione di emergenza post-Covid fosse importante dare un Mhm. supporto e un punto di riferimento in paese per i turisti che si spera arrivino presto. E Certo. già si sta assistendo a un po' di movimento e per questo abbiamo deciso con la Proloco di Piancastagnaio di avviare una serie di iniziative. In particolare da domani ci saranno delle visite guidate Mhm. sabato 11 luglio e sabato 25 luglio. La prima l'11, quindi domani alle 16:30 e sarà nel centro storico di Piancastagnaio, quindi visita al paese, punti di interesse nel paese vecchio, mentre invece il sabato 25 ci sarà la visita ai luoghi di culto, quindi le chiese e niente, tutto questo grazie all'aiuto cioè, per iniziativa della Proloco di Piancastagnaio con la guida Anna Sacchi che illustrerà Sì. tutti i punti di interesse. Mentre Ecco, scusa invece, se ti interrompo, io intanto sto facendo vedere il sito web della Proloco dove le persone possono ovviamente attingere e, insomma, avere tutte le informazioni possibili anche per quello che sta dicendo. Prego. certo, sì, infatti abbiamo creato questi due eventi e inoltre, oltre alle visite guidate, abbiamo pensato di, dato che comunque i turisti vengono sulla Miata anche e soprattutto giustamente per entrare in contatto con la natura, fare Eccoci. passeggiate, escursioni, abbiamo pensato di dare la possibilità di usufruire anche dell'aiuto di una guida Mhm. escursionistica ambientale che accompagnerà chi vorrà in due escursioni. Una il 18 di luglio Sì, alle 16 che ehm, avrà luogo tra Piancastagnaio e Abbadia lungo la strada vecchia di sì. Trappiano Abbadia, tra Piancastagnaio e Abbadia e durerà circa 3 ore, Mhm. anche qualcosa meno. Comunque è una escursione accessibile a tutti quanti e guidata appunto, quindi sarà possibile togliersi qualche dubbio sulla flora, su i nostri dintorni. E poi la seconda invece sabato 1° agosto, Sì. questa invece sarà all'interno della riserva naturale del Pigelleto, quindi un posto davvero di pregio naturalistico molto molto importante, molto rilevante nella Miata e quindi che è giusto valorizzare e scoprire insieme anche con chi vorrà unirsi a questa A escursione voi, qui. certo. Ricordiamo la guida, insomma, piuttosto nota e molto preparata, Luca Sì, Fazio, che è Luca una guida Fazio, sì. esperta amiatina, che provvederà a questo. Allora, questi le prime, sto notando sul sito, Maria, che oltre a questo c'è molto di natura, di ecologia e attraverso anche l'utilizzo di escursioni in e-bike. C'è un'azienda qui a Miatina che cura un po' il tutto. Se è Sì. possibile fare prenotazione da voi, insomma, io tanto apro la Allora, no, pagina relativa. la prenotazione per questa Ecco. azienda in particolare è tutta presso di loro. L'abbiamo pubblicizzata anche perché Mhm. organizzano gite in bici Mhm. cioè, a scopo più amichevole Certo, di socialità che di altro, ogni mercoledì sera, quindi notturna. ho E, capito.
invece qui a Piancastagnaio è possibile noleggiare le e-bike gratuitamente e è possibile farlo presso il punto il negozio Perini Sport, Per che a Inisport. questo punto Mhm. dove è possibile prendere le bici a noleggio comunali e fare un giro in paese in modo diverso. Certo, evitando appunto l'utilizzo di motori a scoppio, mettiamola così, eliminando per quanto possibile l'inquinamento. Ricordiamo, per Inisport è possibile trovarlo lungo il Viale Gramsci, vicino ai Giardini Nasini, quindi un luogo molto centrale. Allora, questo per quanto riguarda l'imminente, però so che avete anche in gestione l'apertura della Rocca di Piancastagnaio, che ospiterà, il comune ha mandato proprio un comunicato stampa a riguardo e anche voi l'avete pubblicato, un'importante mostra. L'apertura, se ricordo bene, è dal 1° di agosto al 30 settembre. Quale sarà il vostro ruolo? Dunque, il nostro ruolo, come qui per l'ufficio turistico, sarà principalmente di Ecco. accoglienza, di Mhm. gestione della rocca, renderla accessibile durante appunto questa mostra di pietra Annigoni e sarà molto importante farlo bene perché appunto quest'anno purtroppo la rocca avrà un'estate sacrificata per via Certo. di questo lockdown, però contiamo sulle presenze di turisti e di compaesani perché proprio per questo evento, per questa mostra, perché sarà importante anche rilanciare questo punto di interesse importante nel paese. Quindi la nostra attività sarà principalmente di accoglienza e di gestione dei turisti e di chi vorrà prendere parte a questa iniziativa. Ecco, nel frattempo mi sono spostato sulla pagina Facebook perché è un canale ormai preferenziale che ovviamente si interfaccia anche con il vostro sito. Allora, qui è possibile trovare un po' tutte le informazioni, anche qui, dei post che riassumono un po' quello che c'è da fare. Sono andato lì perché proprio la Rocca, ne abbiamo parlato in questo momento. Allora, l'ufficio turistico, orari di apertura, cosa un turista trova all'interno dell'ufficio, oltre all'accoglienza piacevole tua e di Francesca? Materiale informativo, guide sui sentieri, raccontami. Sì, sì. So che c'è una novità, tra l'altro, sulla sentieristica. Sì, no, qui siamo aperti tutti i giorni, quindi da Mhm. partire da questo metà giugno tutti i giorni siamo stati aperti e la mattina dalle 10 fino alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. E qui i turisti possono trovare materiale informativo specifico su Piancastagnaio, sulla storia, su i luoghi di interesse, le loro descrizioni e la loro storia, appunto, altrimenti anche sui dintorni, sulla Miata in generale, materiale di approfondimento sui monumenti, sul Palazzo Bourbon del Monte, sulle fonti e luoghi storici di Piancastagnaio, ma anche materiale che illustra la sentieristica che abbiamo da poco perché appunto è stata oggetto di rifacimenti e ammodernamento, quindi la sentieristica è in continuo cambiamento. Proprio in questi ultimi tempi se ne è molto parlato Sì, sì, sì. e quindi stiamo cercando di reperire del materiale aggiornato, anche se è difficile, però ora abbiamo cartine sentieristiche e poi possiamo consigliare delle app che permettono ai turisti di avere informazioni ancora più aggiornate, più affidabili per percorrere i sentieri senza aver paura di potersi perdere o poter incontrare qualche spiacevole imprevisto, insomma. Certo, certo. Vabbè, se ne è molto parlato per tanti motivi. Proprio ieri è andato anche su TG2, insomma, ho visto che avete pubblicizzato anche sulla vostra Sì, pagina l'iniziativa legata alla sentieristica sotto l'aspetto ambientale, quindi la pulizia e il ripristino del percorso, che l'inverno, il fogliame, la caduta di rami e così via, insomma, ci voleva un po' di manutenzione, così il turista è ancora più sicuro nel seguire, oltre alla simbologia presente lungo il percorso, anche vedere a occhio nudo, no? Qual è la strada da fare. Allora, Francesca, stiamo verso la conclusione.
hai accennato, si comincia a vedere un po' di movimento. Certamente sarà un anno che ci insegnerà molto, io la vedo anche così. Dobbiamo prendere un po' tutti un po' questa esperienza e cercare di magari di approfondire e sfruttare questo periodo anche per migliorarci. Cosa stai notando a Piancastagnaio? L'ufficio, ricordo, è nella piazza centrale, quindi piazza dell'orologio, quindi più centro di lì non si può, Esatto. però ecco, se il fine settimana hai iniziato a vedere più gente. Sì, no, diciamo che sono stata piacevolmente sorpresa dall'afflusso di persone che comunque, nonostante appunto l'emergenza, hanno iniziato a arrivare Mhm. e quindi niente, siamo fiduciosi per questa estate che nonostante appunto il sacrificio che il paese ha dovuto fare perché tutte le feste sono state Ecco, annullate, tutti gli eventi sono stati cancellati, stiamo ricominciando comunque a vedere persone, vedere turisti, avere fiducia in questo periodo, seppur nella tragedia, comunque certo. speriamo di poter avere un riscontro positivo. E noi ce la stiamo mettendo tutta, queste piccole iniziative sono sorte da poco proprio perché non c'è il tempo materiale di progettare qualcosa, però speriamo nella partecipazione e nella fiducia in Certo. queste poche però valide iniziative. Come no? Cioè, voglio dire, partiamo già da quello che inizierete domani, questa grandissima, importantissima mostra di prestigio alla Rocca, e vorrei ampliare un po' il discorso nel salutarti. Ricordiamo che Piancastagnaio è un centro che vive molto sull'aspetto palio, sull'aspetto socialità creata dalle contrade, e l'accenno che facevi tu, non ci sono feste, è stato deciso pochissimi giorni fa. Questa è stata una scelta che ovviamente ha un po' inciso sulla programmazione, che è tutta in divenire, però la gente viene. Ti informo che la Prologa di Piancastagnaio è la prima, anche per una questione di rispetto logistico, dove ha sede Arminate News, farò un po' il giro di tutte le Proloco e spero che pian piano sentirò sempre più parlare di presenze sulla Miata al di là di tutto. Grande fiducia, Francesca. Maria, perdonami, salutami anche Francesca, Certo. che oggi, questa mattina, non è con noi perché vi alternate nella gestione dell'ufficio. Un in bocca al lupo, Maria, Grazie. e ricordiamo Grazie. pagina Facebook Proloco Piancastagnaio e sito ufficiale della Proloco www.prolocodipiancastagnaio.it. Un caro saluto Maria e Un grazie della saluto tua a te. presenza. Ciao. Ciao.